Pace e bene a tutti. Ci troviamo nel Tempio Nazionale di Maria Madre Regina in Monte Gris a Trieste. Quale bella occasione questa per salutare con grande affetto il santuario mariano antico di Muggia, dedicato a Maria Assunta. E lo facciamo proprio con l'orchestra delle Sandrine, questo gruppo diretto dalla direttrice Alessandra Esposito, per dire insieme con il santuario di Muggia, dire grazie al Signore per il dono di Maria Assunta in cielo. In questa bellissima ricorrenza ricordiamo anche ciò che ha voluto il Signore chiederci con le parole: figlio, ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. Vuole che accogliamo Maria nel nostro cuore, come l'ha accolta Giovanni sotto la croce, affinché ella possa essere per noi madre, aiuto, via, norma e comportamento al Signore. Dunque è un ricordo che noi vogliamo far ben volentieri, perché questa festa ci addita il cielo. Questa è la festa nella quale la speranza si accende, perché noi siamo chiamati a vivere come lei un giorno, una vita in sintonia con Dio. In questa vita noi ci presentiamo come un fiume che scorre dentro l'alveo delle situazioni umane, ma questo fiume è attratto dall'oceano che lo vuole assorbire in sé. Noi siamo come questo fiume che corre verso la nostra meta. La meta è colui dal quale noi esistiamo, siamo, deriviamo, ed è l'oceano di Dio. Ebbene, questa festa ci dice proprio l'abbraccio che il Signore intende comporre con noi nel giorno della nascita al cielo. Chiediamo dunque che cosa in questo evento speciale di ricorrenza di Maria Assunta? Che ci accorgiamo sempre che noi siamo in derivazione dal Signore. Noi si procede dall'altro. Noi esistiamo perché il Signore Dio ci dà l'esistenza, la vita. E questa esistenza e questa vita che noi abbiamo e vogliamo abbracciarla insieme con Maria e con lei e per mezzo di lei ed insieme con lei collocarci in fronte al Signore per tutta la nostra vita. Certo, questa festa ci ricorda anche che immersi un giorno del Signore lo godremo non soltanto con lo spirito, ma come Maria recupereremo questo nostro corpo come glorioso e insieme con questo corpo godremo Dio e, come dice San Paolo, anche con questi nostri occhi trasformati in gloriosi noi guarderemo e godremo il Signore Dio. L'augurio caro di una buona e proficua memoria dell'Assunta, ricca questa festa di speranza e di attesa della fine che per noi è in realtà il compimento di tutta la nostra vita, che è Dio. Pace e bene a tutti e buona celebrazione.
Buona domenica a tutti, buona festa dell'Assunta, 15 di agosto e benvenuti a Muggiavecchia. Chi viene a Muggiavecchia non potrà non notare, guardando il golfo e la città di Trieste dall'altra parte, non potrà non notare il santuario di Montegrisa. Forse da Montegrisa a Muggiavecchia non si vede, bisogna un po' aguzzare la vista e sapere dov'è questo piccolo santuario. Ad ogni modo c'è il mare che unisce come tratto d'unione questi due luoghi santi della nostra diocesi, che in qualche modo abbracciano tutta la diocesi e la città di Trieste. Muggiavecchia è un santuario antico, Montegrisa è un santuario più moderno, ma li unisce questa domenica l'ascolto di questa bella musica. A Montegrisa un quartetto d'archi, qui la civica orchestra di fiati a Muggiavecchia. Certo, sarebbe meglio ascoltarli in presenza, sarebbe meglio essere qui, tuttavia la tecnologia in questo senso ci aiuta, ma speriamo che presto possiamo ritornare a vivere questi appuntamenti in presenza. Io sono Don Andrea, il parroco di Muggiavecchia, vi saluto insieme con tutta la mia comunità parrocchiale in questa festa che è la festa propria del santuario, così come raccontato dal ciclo di affreschi molto bello della Dormitio Virginis Mariae, qui in questo santuario nell'affresco del 1200, raccontato secondo gli stilemi della teologia orientale. Quindi la Pasqua dell'estate, la festa mariana più importante, la Pasqua dell'estate viene chiamata così proprio perché ricorda la Pasqua di Maria, quindi la sua morte, la sua sepoltura, la sua assunzione al cielo. Per noi occidentali è un po' difficile, da digerire questa cosa della morte della Madonna, ma la teologia orientale è molto più attenta a questo aspetto, a dirci che noi come Maria, siamo chiamati a risorgere insieme con Cristo. Maria se Cristo è la primizia, Maria è un buon inizio, di questo percorso. Vi auguro buona festa, se avete piacere di venire a visitare la Basilica di Muggiavecchia, la trovate aperta tutti i giorni dalle 8 alle 7 la sera più o meno, e per la visita, per la preghiera, per un po' di riposo, un po' di relax, come si dice oggi, anche nel bel parco archeologico che la circonda. Buona domenica a tutti e buona festa dell'Assunta.